90 minuti potrebbero essere gli ultimi o gli ultimi prima di un grande sorriso contro i rivali più rivali. In ballo uno sperato déjà vu. Amici di Localcio Plus, un saluto da Salvo Geraci, benvenuti al comunale di Marineo, Aspra Bagheria, il derby di ritorno 16esimi di Coppa Italia di prima categoria. In avanti il pallone arriva in area di rigore, attenzione al sinistro, scivolata da parte di Vitrano, il pallone rimane lì. Chiesto un po' un fallo, chiesto un calcio di rigore. Il derby più decisivo che mai, anche perché la scorsa stagione la Coppa si fermò a causa del Covid. Occhio alla conclusione al volo! Il pallone finisce fuori, non di moltissimo, Tantillo. Arbitro di quelli importanti, dato che ha avuto l'onore di essere stato inserito nel progetto UEFA Talent e Mentor. Occhio alla conclusione! Palazzo! Tomasello sulla fascia da Maniscalco che deve lottare, poi un duello, tutti e due giù. Occhio perché c'è anche qualche provocazione. Attenzione alla rete con il gol dalla distanza di Volpe che sblocca il risultato 1-0 all'improvviso. Tutti a festeggiare in panchina, tutto in parità. Pallone su Palazzo, lo mette giù Vitrano, anche con un po' di fortuna. Vitrano, pallone sul fondo di pochissimo. L'Aspra va ancora una volta con il cross in profondità, non stacca nessuno. Pallone dentro di Vitrano. Audia, Vitrano, limite, entra in area di rigore, le finte contro i due avversari, il tunnel su Tripoli, ancora Vitrano sul secondo. Non trova la porta ancora una volta e se la prende. Mazzola è da solo, c'è anche l'aiuto di Biancorosso, ma arriva in mesi prima di lui. Vitrano, avanza ancora l'Aspra, prende la mira, Vitrano, calcio da fuori! Vitrano, super gol! Vitrano, incredibile! Rimonta dell'Aspra, ancora lui! Vitrano lo trova, è 2-0! Dopo averci provato tantissime volte nel primo tempo, trova la magia. Palazzo, cross in mezzo, non c'è il tap-in di Barbera, pallone che arriva ancora lì! Che gol che è arrivato da terra, in girata, quasi in rovesciata, ancora lui, Vitrano, sempre sulla grata, e 3-0 immediatamente. Palazzo va sul sinistro stavolta e apre verso la fascia, ancora una volta per Vitrano, tenta un altro tiro dalla distanza, si vuole divertire ormai. Audia la gestisce lui, arriva la corsa di Immesi sulla fascia, si fa trovare pronto contro lo Pipa nel cross basso di Immesi sul secondo. Ha provato davanti alla porta Giovanni D'Amico che si era inserito. Giovanni D'Amico, si inserisce Barbera, ignorato, D'Amico va lui fino al limite, Giovanni D'Amico sul sinistro, calcia D'Amico addosso a Africano. Tomasello aspetta il rimbalzo del pallone, però c'è Barbera che colpisce di testa, attenzione all'Aspra, 2 contro 1, arriva Viva 6 a marcarlo. Barbera è regolare, Barbera, Angola, palo rete, 4-0, segna anche l'Under. Mattia Barbera è chiusa molto probabilmente da Mattia Barbera. Triplice fischio, non c'è il maxi recupero, l'Aspra accede agli ottavi di finale della Coppa Sicilia di prima categoria, battuto il Bagheria 4-0 al ritorno. Gol di Volpe, doppietta di Vitrano, chiude Mattia Barbera.